Euroregione.news. Stazione Confini, cultura e arte in app. Giovanni Chiarot di Punto Zero Società Cooperativa ha presentato un progetto per la cultura e l'arte in forma innovativa tramite un'app per smartphone. La nostra prima applicazione per smartphone si chiama Stazione Confini, è un'applicazione che mette in relazione le stazioni dei treni, 5 stazioni dei treni della regione, con 10 autori, una coppia di autori per ogni stazione, uno scrittore, una scrittrice e un compositore, una compositrice di musica contemporanea. Hanno riflettuto sul tema della stazione come punto di incontro e di partenza, e quindi sul grande tema legato al confine fisico, confine sentimentale, confine ideale. Su questo hanno preparato dei lavori che noi abbiamo caricato sull'applicazione e che il pubblico potrà fruire scaricando l'applicazione sul proprio telefono e recandosi fisicamente nel luogo per cui è stata pensata. Quindi ci immaginiamo una sorta di tour delle 5 stazioni per poter ascoltare i 5 progetti. Poi da domani dagli store si potrà scaricare appunto la versione definitiva dell'applicazione e poi resterà fruibile per i giorni e settimane venire. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.